Era l'11 novembre del 1923 quando a Cassano Magnago venne inaugurato il Viale delle Rimembranze che conduce al civico cimitero. Su ognuna delle piante 98 anni fa vennero posate delle targhette a memoria dei caduti nel corso della Grande Guerra. Le stesse targhe oggi sono conservate al sacrario allestito all'interno del camposanto cittadino. In attesa di celebrare il centenario di uno dei luoghi simbolo della città per il suo valore storico e per la sua bellezza nella stagione di massimo splendore degli alberi, il comune ha deciso di destinare alla sistemazione del viale i proventi delle multe legate alla cattiva gestione del verde, a cominciare dagli abbattimenti non autorizzati di piante che siano di particolare valore per monumentalità, dimensione o tipologia. In particolare, l'intenzione è quella di ripiantumare nuovi arbusti per sostituire le siepi di bosso che un insetto chiamato piralide ha di recente portato alla morte. Nei mesi scorsi, invece, sono stati sostituiti gli alberi ormai malati. La passeggiata all'ombra dei tigli del viale è intitolata a Domenicus Lenghi, sindaco dal 1993 al 2002. Non un caso, visto che egli dedicò particolare cura a questo angolo di Cassano.